Io voglio essere brevissimo. Noi intanto io ringrazio ovviamente Letta perché si è resa disponibile a venire qua, nel senso che lei diciamo, è la compagna che ha pensato, ha costruito insieme ad altri questa proposta e quindi meglio di lei, voglio dire, per illustrarla credo che non ce n'era, perché chi l'ha pensato credo che possa darci una mano. La nostra idea è, dopo questa iniziativa, di fare lo stesso tipo di iniziative anche a livello dei territori della Lombardia. Ovviamente questa esperienza che noi mettiamo in campo è un'esperienza abbastanza limitata, però vorrei sottolineare due cose e poi la metto lì. La prima è che è possibile farla perché abbiamo deciso, grazie ai parlamentari che sono rimasti pochi, quelli di sinistra italiana, che versano il loro contributo, sottolineo 3.500 euro mensili, quindi al di là delle chiacchiere loro versano una quota al partito e il partito ha deciso non di usare i soldi solo per l'attività stretta del partito, ma per provare a dare le risposte in parte molto parziali alle cose che accennava Giulia. Quindi va dato un merito ai compagni e alle compagne che stanno in Parlamento. Avremmo potuto avere molto di più a disposizione, ma altri hanno fatto altre scelte. Ecco, una delle cose sarà un po' banale, però una delle cose l'elemento importante che può continuare un progetto come questo è che nel prossimo Parlamento ovviamente Sinistra Italiana sia di nuovo presente, e l'altra cosa che ve la voglio dire, che non costa niente a nessuno da questo punto di vista, è sottoscrivere il 2 per 1000, si può fare ancora perché si sta facendo ancora la dichiarazione dei redditi, perché anche questo contribuisce, è un finanziamento che hanno i partiti in questo caso, e più risorse abbiamo, più risorse possiamo mettere a disposizione. Questa cosa è dentro un'idea, questo terreno del mutualismo vogliamo discutere ovviamente con l'esperienza che vedremo, riusciamo a fare. Sul terreno più politico la nostra idea è quella di non continuare a discutere di alleanze, di campi larghi o stretti, di centro-sinistro, più o meno largo, ma provare a partire dalle condizioni materiali delle persone che vivono in termini di contraddizione, cioè in questi anni le disuguaglianze sono aumentate enormemente. Vorremmo costruire delle proposte, ed ad esempio sul lavoro stiamo costruendo un'idea, cioè dei momenti di riflessione in cui chiediamo contributi a compagni e compagne che non sono di sinistra italiana, tutti quelli che vogliono dare un contributo. Questo lo facciamo sul terreno della sanità, ad esempio il volantino che vedete, il giorno 15 in Lombardia distribuiremo fuori da alcune realtà ospedaliere le ASL la denuncia su questa scelta della giunta regionale di ulteriormente privatizzare la sanità, perché ha deciso che la cronicità viene messa in carico addirittura anche delle multinazionali. Questo su questo tema, ma si può andare altro. Quindi vorremmo costruire una proposta politica e sulla proposta politica confrontarsi in modo aperto con tutti, però con un presupposto: se le disuguaglianze sono aumentate, se le difficoltà della sinistra italiana, cioè non solo di sinistra italiana in quanto partito, ma dell'insieme della sinistra, mostra le difficoltà che ha, è perché in questi anni si è balbettato, si è detto sì, ma forse, e quindi a questo punto, come si dice, la gente si è allontanata. Allora bisogna ricostruire un rapporto, bisogna costruire una proposta alternativa, radicalmente alternativa, ma non perché vogliamo fare i radicali a tutti i costi. Il problema è che sono i problemi che sono radicali, sul terreno dei diritti, del lavoro, della sanità, del welfare e via dicendo. Quindi per questa ragione vi chiediamo una mano e noi siamo disponibili a lavorare con tutti quelli che vorranno costruire una proposta alternativa in questo Paese.